diciamo che Dolomiti Fantasy nasce nel 2017 un po' in maniera scherzosa, parlandone tra amici, e si è evoluta negli anni. Abbiamo fatto un paio di edizioni 2017-2018, in cui nel 2018 abbiamo avuto Cristina D'Avena che ci ha lietato col suo concerto. Poi abbiamo fatto alcuni anni di pausa anche legati alla situazione Covid e siamo tornati lo scorso anno. Lo scorso anno è stato il nostro nuovo punto zero, ci siamo un po' riassestati, abbiamo capito un po' cosa fare e quest'anno siamo, secondo me, esplosi perché abbiamo fatto un programma veramente d'eccezione. Allora, questo programma, sicuramente il sabato abbiamo Fabio Vettori, il sabato mattina, abbiamo durante la giornata alcuni scrittori che presenteranno i loro libri, il sabato sera abbiamo una band che suonerà prima del concerto di Giorgio Vanni, assolutamente imperdibile evento del sabato sera. La domenica il pomeriggio abbiamo la gara cosplay, Andrea Lorenzon in arte Cartoni Morti e a seguire Poli direttamente dal web. Ma diciamo che questo mondo qua adesso in questi anni è veramente esploso e ha trovato tante maniere di espandersi e un po' di accogliere i vari tipi di persone che ci sono, perché veramente le passioni sono tante. Il web sicuramente dà modo di trovare 1000 spunti veramente divertenti e anche dei passatempi, e quindi sicuramente da qui ai prossimi anni anche il Dolomiti Fantasy continuerà a espandersi, perché questo mondo qua è un mondo veramente aperto a tutti, bambini, famiglie, appassionati, ed è veramente unico e in fase di espansione.